Buonasera amici di Corner, bentrovati. Come ogni lunedì siamo qui puntuali a raccontarvi quello che è successo, non solo nella domenica, ma anche nelle ultime ore in casa Catania. Per questo stasera con noi c'è Daniele Donnarumma, grazie per essere a Corner. Grazie mille a voi, buonasera a tutti i tifosi del Catania. Come sempre non sono da solo, avete già visto nell'inquadratura larga, alla mia destra c'è Angelo Patanè. Buonasera Daniele, ben ritrovato, stavolta siamo in campo neutro, non siamo sul terreno di gioco, è il mio campo. Salutiamo anche Alessandro Dagliasindi che vedete in questa inquadratura larga assieme anche ad Angelo Patanè. Buonasera. Adesso in stretta, Max Velotto. Buonasera a tutti. Allora, ci siamo quasi, adesso andiamo dalla nostra Giulia. La parte bella della trasmissione. La nostra Giulia che poi la persona che tiene il punto di contatto con i nostri telespettatori, con chi ci segue da casa, sul web, su Sicilia Web e chi ci segue anche sui social. Esatto, do voce ai tifosi. Grazie Angelo, grazie a tutto lo studio e grazie a voi appunto che ci seguite sempre con tanto affetto. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi è 342 771 2855. Allora, noi abbiamo una tradizione che è quella di cominciare la trasmissione con la copertina. Quella di oggi è stata montata da Massimo Ceraulo. Vedete che cosa vi riserva questo montaggio. In questo istante partita quindi cominciata con una Catania che gioca con Dini, Allegretto, Miceli, Celli, i tre della linea difensiva, con Dini confermato il centrocampo con Corbari e Quaini, Casasola e Donnarumma sulle due corsie esterne Jimenez e D'Ausilio, quindi grande velocità. Che gol! Jimenez! Ne avevamo parlato, Angelo, esatto. Ne avevamo parlato di cercare subito D'Ausilio, c'è stato il coraggio di andarla a cercare uno contro uno. Tiene il pallone all'interno del terreno di gioco e poi pazzesco perché arriva Rolfini, gli devia il pallone incredibilmente caporale che si mette lì. La palla non sarebbe arrivata in porta. A battere il calcio di punizione, siamo sull'ottocorto dell'area di rigore, la parata da parte di Dini aveva bucato la linea difensiva, una botta vi ho detto imperiosa e Dini che non si lascia trafiggere. Che botta pazzesca, Carlo, è stato anche il DNA del gol, fai così. Passaggio di Casasola forte sullo smarcamento di Lunetta in ampiezza. Attenzione, c'è la possibilità di... No, non ci posso credere, che cosa pazzesca succede. Jimenez, lo scarico su Casasola, non gli vogliono far gol. No, volevano far gol a Caturano. Presidente, noi ci vediamo oggi con una partita che si vince, ma la Sicilia deve vincerne una più importante. È il motivo per cui sono venuto oggi. Ho telefonato anche al presidente Pelligra per complimentarmi perché ha messo a disposizione l'incasso a favore delle popolazioni colpite, ma credo che dobbiamo fare tutti qualcosa di concreto per risollevare i territori.
Beh, lo spettacolo finale di questa clip è veramente splendido, insuperabile, impareggiabile, soprattutto in categorie come la Lega Pro. È difficile trovare un campo dove c'è questo entusiasmo, questo tifo, Daniele. Sì, è vero, infatti i tifosi ci danno quella carica in più, quella spinta in più per cercare di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, cioè quello che ci siamo prefissato. E qual è questo obiettivo? Non si può dire? No, io l'ho detto pure all'inizio, è una delle prime interviste che ho fatto quando sono arrivato qua. Sono venuto per vincere, quindi l'obiettivo è quello. Va bene? Uno che è abituato a vincere. Daniele è uno che è cresciuto a calcio e pasta perché è di Gragnano. Pane no. No, perché lì è di Gragnano. Certo. Io ricordo quando negli anni 80-90 andavo in quei campi, da quelle parti, mi facevo partare scoprendo così Gragnano, che un posto dove si vive tra l'altro anche molto bene. Sì, una cittadina molto tranquilla. Molto tranquilla, cittadina molto tranquilla. Dal signor Garofalo mi facevo portare la pasta, allora non c'era Amazon, non c'era grande distribuzione, ma andiamo al calcio. Sono cresciuto col Napoli, quindi una piazza importante, una piazza calda come Catania, e poi sei un abituato a vincere, conosci bene Toscano, e proprio per questo motivo quando sei arrivato a Catania il tuo obiettivo era tornare a vincere. L'anno scorso non c'erano forse le condizioni ideali, quest'anno qual è la tua sensazione e soprattutto guardando la panchina, quanti titolari ci sono in questa squadra? Ma siamo tutti titolari, poi ovviamente sta il mister a decidere quale possa essere la formazione migliore in base agli avversari, alle caratteristiche, a quello che si cerca. Ovviamente in estate sono venuto qui scendendo dalla B con la consapevolezza di provare a vincere un campionato, di riportare il Catania in Serie B e far felice questi tifosi che meritano veramente di raggiungere questo obiettivo. Senti, Toscano è un allenatore vincente, lo sappiamo, forse però una delle sue ricette più importanti è quella di farvi sentire davvero tutti uguali, anche perché quest'anno non si sono sentiti mal di pancia all'interno di un gruppo dove ci sono tantissimi giocatori che magari vengono per giocare dal primo minuto, e invece oggi a Catania ci si accontenta di partire alla panchina perché tanto poi può risolvere la partita in qualunque momento entrando in campo. No, ci si accontenta no, perché alla fine ognuno è sempre, si arrabbia un po' quando poi non si parte dall'inizio, però siamo tutti consapevoli di essere arrivati tutti quanti in una piazza in cui raggiungere questo obiettivo vuol dire tanto e vuol dire farti sentire giocatore di pallone, di calcio veramente. Quindi come ha detto il mister in più di un'intervista, siamo tutti titolari e ovviamente è la settimana che decide chi scende in campo e chi no. Senti, prima di lasciarti Alessandro, come stai innanzitutto? Perché inizio del campionato straordinario, poi qualche piccolo problema, adesso hai giocato a denti stretti nelle ultime giornate di campionato, ma adesso come ti senti? No, ho avuto un piccolo problema, la partita è andata col Cosenza che mi sono trascinato per un po' di mesi, però non è una giustificazione o quant'altro. Se ero disponibile vuol dire che potevo essere in grado di dare il 100% per questa squadra e per raggiungere il nostro obiettivo. Sì, ovviamente pretendo tanto da me stesso e non ero tanto contento delle ultime prestazioni. Sono felice di aver ripagato pure la fiducia del mister con l'assist per Caleb l'altro giorno. È vero che non ti accontenti mai? Sì, è vero. Dentro e fuori al campo, sei uno che va dritto e vuole sempre avere il 100%. Cerco di arrivare sempre all'obiettivo che mi sono prefissato. Alessandro. Vediamo parlare. Ecco, Sì, fermo. io con Daniele vorrei fare un piccolo viaggio per l'Italia. Da Gragnano ci spostiamo a Norcia, dove durante il ritiro ci siamo incontrati, diciamo, per caso, e in questa chiacchierata informale mi hai subito detto, insomma, sento le giuste sensazioni perché il gruppo che sto conoscendo è un gruppo che secondo me può andare lontano. A distanza di 4 mesi, 5 mesi, credo che questa sia la cosa più eclatante che emerge, prima ancora dell'aspetto tecnico. Ma sì, anche perché con tutte le difficoltà che comunque si sono presentate lungo questo nostro percorso, con tutti i vari infortuni, i vari problemini, sicuramente se non avevi dietro un grande gruppo, un gruppo di ragazzi e di giocatori e di uomini prima che remano tutti quanti nella stessa direzione, non si va poi così tanto lontano. Da Norcia ci spostiamo leggermente più a nord e arriviamo a Cesena. Un giro d'Italia. Sì, veloce. A Cesena ci fermiamo e mettiamo, diciamo, a confronto quel Cesena di Mimmo Toscano con Donnarumma protagonista che alla seconda stagione andò in Serie B, diciamo, quasi con record di punti, con questo Catania. Diciamo, il condottiero è lo stesso.
vedi delle analogie e se questo campionato che sta vivendo a Catania complessivamente è più difficile per insomma, la qualità che c'è verso l'alto rispetto a quel campionato di Cesena. Ma sicuramente è un campionato, sono due campionati totalmente diversi. Cesena è stata un'annata che secondo me è irripetibile, quelle annate che ti escono una volta veramente ogni 8 anni. Ogni 8 anni, perché comunque ci siamo fermati, abbiamo fatto il record di punti della Serie C come fece il Catanzaro quando venne promosso in Serie B. Qui ci sono un po' di analogie, però i gironi sono due gironi completamente diversi, gli stadi in cui vai sono stadi totalmente diversi, stadi in cui tutti caldi, in cui è sempre difficile portare punti a casa e quindi sì, qualche analogia piccola c'è, ma sono due cose completamente diverse secondo me. Quanto è importante per te sapere che c'è Toscano in panchina, visto che già hai vissuto con lui questa promozione? No, sicuramente. Cioè, senti che vi può dare sempre quel qualcosa in più dall'alto della sua esperienza e la conoscenza della Serie C come pochissimi allenatori io penso nel panorama che nazionale. la carriera del mister parli per sé, comunque è un allenatore vincente, è un allenatore che dovunque è andato ha sempre fatto bene, quindi sicuramente ci dà supporto e ci dà quella carica in più per poi cercare di raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati. Da Cesena scendiamo a Catania e ci fermiamo. Catania città, che tipo di rapporto stai vivendo? Se è una città nella quale pensi anche di poter mettere tra virgolette radici in una proiezione di quel sogno di cui parlavi prima? Ma questi sono progetti che comunque lascio il tempo che trovano, nel senso che è una città in cui mi sto trovando benissimo, non la vivo a 360 gradi perché comunque con 2 bambini, con gli impegni sono altrove, quindi, però no, sicuramente nel caso in cui ci dovesse essere l'opportunità non mi dispiacerebbe. Volevo sentire anche Max. Max lo conosce bene perché ci ha lavorato e quindi sa perfettamente. No, allora lui è arrivato quest'anno, io conosco l'ambiente perché comunque negli ultimi 2 anni ho frequentato in maniera proprio stretta e diretta l'ambiente Catania. Io riesco a percepire dall'esterno, secondo me, proprio una differenza atroce tra gli anni passati e quello che sta avvenendo quest'anno. Vedo con l'arrivo di tanti personaggi, di tanti dirigenti importanti, gente navigata, persone veramente dallo spessore non solo tecnico, se parliamo dell'aspetto tecnico, ma parliamo anche dell'aspetto della comunicazione, parliamo dell'aspetto organizzativo, di un direttore generale, della portata di Zarbano, un responsabile della comunicazione come Giuseppe Sapienza. Sappiamo benissimo che calibro è. Mi puoi certificare che il livello, al di là di quello che noi vediamo in campo come qualità tecnica, che i numeri comunque ci certificano, ma mi dai la certificazione che anche voi come giocatore respirate un'area di società veramente strutturata per fare il grande salto, e non solo, ma ha gettato le basi veramente solide per programmare un futuro che non si limiti solo all'obiettivo, diciamo, quello più prossimo che ci potrebbe essere. Hai questa sensazione di avere dietro alle spalle una struttura sì, a livello organizzativo? Io non so, gli altri anni non li ho vissuti, gli anni precedenti, e quindi non so magari le problematiche o le cose che potevano esserci. Sicuramente quest'anno vedo che la società sta facendo le cose fatte per bene, cercando di inserire le figure giuste per cercare di non farci mancare niente e quindi non avere nessun alibi, nessuna scusa per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. I tempi sono serrati, allora prometto a Giulia, facciamo la pubblicità, ma ripartiamo con le domande dei nostri telespettatori, e sono tantissimi. E poi una domanda anche noi, a chiudere. A chiudere, bene. Facciamo la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo. Bene, di nuovo insieme a Corner, ricominciamo con Giulia. Io faccio domande a Donnarumma, il nostro ospite appunto speciale. Buonasera a tutti e un saluto speciale a Donnarumma. Una domanda: come mai non riuscite ad imporre fuori casa lo stesso gioco che fate al Cibali? Un abbraccio da Umberto da Catania.
Ma io penso che comunque quando vai fuori casa trovi squadre che cercano, che danno il 200% per cercare di strappare anche solo un punto contro di noi. Sappiamo che quando si va fuori casa è un po' più difficile, ma più che altro perché comunque ci aspettano tutti col coltello tra i denti. Purtroppo i numeri in questo momento dicono che in casa abbiamo un rendimento che è contrapposto a quello in trasferta, però come stiamo dimostrando nelle ultime trasferte stiamo cercando di invertire il trend e cercare di fare quante più vittorie possibili. Una partita che è un rimpianto tra quelle che hai visto, trasferta magari? Caserta. Quella di Caserta. Quella di Caserta, vero? Quella vale per tutti. Sì. Altra domanda da Brucia casa. ancora. Altra domanda da casa. Volevo chiedere a Donnarumma se questo Catania assomiglia al Cesena di Mimmo Toscano promosso in Serie B, di cui lui tra l'altro era presente. Ma come ho detto prima, qualche analogia c'è, però sono due annate completamente diverse. Nessuna domanda stasera, volevo solo dire a Donnarumma e a tutta la squadra del Catania che se a fine anno riusciamo nell'impresa di non subire nemmeno un gol, offrirò una cena di pesce a tutta la squadra. Antonino da Aci Bonaccorsi. Prende un bell'impegno Antonino, eh? Il Catania ci crede. Esatto, concludo con questa domanda. Qualcuno ha già pagato una cena a tutta la squadra per... Marione. Esatto, Marione ha già pagato. Qualche mese fa, qualche Mario mese per fa. tutti. Vincent, quale punto di forza potrebbe essere determinante in questo campionato? Ma io penso la costanza e il fatto di non mollare mai di fronte alla difficoltà, come abbiamo dimostrato noi, nonostante i vari infortuni e tutte le cose che ci sono capitate. Giulia, un attimo perché volevo adesso fare vedere una clip che abbiamo già fatto vedere più volte nei nostri telegiornali, la clip del presidente Ross Pelligra che annuncia, con la quale ha annunciato insomma, che avrebbe devoluto poi l'incasso della partita con il Cosenza a chi ha subito danni enormi e danni davvero impressionanti. Sentiamo le parole di Ross Pelligra. Sta arrivando, adesso la caricano e adesso la vediamo e avremo la possibilità ovviamente di poi fare un giro tavolo. Vediamo se ce l'abbiamo. Un gesto Possiamo andare? Straordinario. Gesto, sì, vediamo se di poterla sentire. Perché non ti aspetti Eccola che qui. dall'Australia. Un attimo. Vai. As the Catania Football Club and the Pelligra family, we've decided that we want to help. This weekend, our takings of home game will be donating our takings, which is to support people of need, businesses of need, to rebuild. And I ask for the support, not just of our beautiful Catania fans, but also of our business leaders within the community of Catania, within the community of Sicily, to reach out and help. This is the time for us to support our beautiful Sicily, to rebuild and make it a great place again. So I strongly ask for the support of everyone. Allora, giocato d'anticipo con questa diciamo bella iniziativa il presidente Ross Pelligra, chiamato alla risposta alla società civile e imprenditoriale, un gesto davvero da un punto di vista umano. Poco da commentare, cioè, sono cose che veramente ti fanno venire la pelle d'oca. C'è da prendere esempio invece, perché commentare sarebbe retorica, invece da prendere esempio. Dall'Australia un imprenditore che ragiona da imprenditore, come ha fatto col Catania, come ha fatto con Torre del Grifo, come ha fatto nel costruire questa squadra. L'impresa del investendo fare. anche a gennaio. Esatto, investendo perché anche comunque a gennaio. hanno fatto gli interventi. Ne parleremo. Alessandro, è l'impresa del fare. Tra mille parole c'è qualcuno che dice oggi per domani devolvo l'incasso, e chiedo agli imprenditori siciliani di fare altrettanto. Chi ha impresa, chi ha progetti reali, non progetti di parole, fa così. Bravo Ross. Allora, così chiudiamo questa parentesi che abbiamo voluto dedicare alla società. C'è una bella foto che adesso recuperano dalla regia, una foto che poi ci riporta a quella che è, diciamo, siamo al Fortino qui, Bellissimo. E vedete che c'è questo arcobaleno alle spalle, come dire che insomma è passato
il brutto tempo è passato, è il momento di guardare aspettare il sole al futuro. Beh, insomma, sono due momenti che abbiamo voluto sottolineare ed evidenziare. Una domanda a ciascuno e poi per Una domanda a ciascuno. Daniele, E poi facciamo qualche altra domanda da casa, ok, perché allora, sono tantissime. domanda al tavolo. Salernitana e Benevento saranno le partite decisive di questo campionato? Ma io penso che tutte le partite sono decisive, nel senso che comunque se tu le vinci tutte poi non devi guardare nessuno comunque, se riesci a vincere tutte da qui alla fine non devi guardare nessuno, devi aspettare il risultato di nessun altro. Chi prende una scivolone paga per tutti. E non è una domanda per ciascuno, Patanè. Era 1,5. Ma quello non lo so, perché poi ci sono tante componenti, che può essere che uno scivolone possa essere fatale per qualcuno o come no. Io invece nella trasmissione che abbiamo fatto alle 14:30 ho parlato delle avversarie del Catania che vengono al Massimino, soprattutto per quanto riguarda la loro fase offensiva, che finiscono tutte in asfissia tattica, cioè il Catania riesce veramente a togliere qualsiasi peculiarità a quelle che sono le caratteristiche della squadra avversaria con un lavoro di squadra impressionante. Cioè, dietro tutto questo c'è tantissimo lavoro o c'è ovviamente la vostra qualità individuale o tutte e due? No, sicuramente tutte e due, c'è tanto lavoro da parte del mister che poi ci fa sì che esprimiamo le nostre qualità. Cioè, ma neanche arrivano a tirare in porta, e questa è la cosa incredibile. 1,5 anche abbiamo lui. visto annotiamo. attacchi blasonatissimi, Benevento, Salernitana, Crotone, Cosenza stesso, che neanche riescono a tirare in porta. Sì, a parte soprattutto dagli attaccanti, sono i primi che in fase di non possesso ci aiutano e ci danno una mano per far sì che comunque arrivano quantomeno conclusioni possibili nella nostra porta. Questa è una settimana particolare perché gioca di sabato e allora voi oggi avete lavorato, avete faticato, la prossima partita sì, si gioca con il Sorrento, però bisogna fare attenzione anche a queste partite, soprattutto a queste partite. Ma tutte le partite sono fondamentali da qui alla fine del campionato. Dovremmo cercare di andare a Potenza contro il Sorrento, a cercare di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto ieri col Cosenza e cercare di portare a tutti i costi la vittoria a casa. Torniamo da Giulia. Domanda per Donnarumma. Visto le difficoltà che si hanno in trasferta, in prospettiva di Salerno e Benevento, si ha la paura o magari la percezione di non potercela fare? Ma no, per niente, anche perché se avessimo questa percezione è meglio che non ci presentiamo in quelle partite. Grande Donnarumma, continua così e portaci in Serie B. E ancora due domande. Catania-Trapani si gioca il 6 febbraio. Di Tacchio può giocare sabato? Certo, non può rispondere sulla partita, no, in generale. Sulla partita diciamo con il Trapani. Stiamo aspettando delle indicazioni ufficiali che arrivano comunque dalla prefettura, perché abbiamo già anticipato settimana scorsa durante Corner, c'è stato un comitato per l'ordine e la sicurezza. Durante questo comitato si è praticamente rilevata come la situazione sia complicata perché sappiamo che in quei giorni c'è la festa di Sant'Agata, proprio il 6 Sant'Agata rientrerà come sempre nella giornata, nella mezza mattinata, diciamo così, e allora dalla prefettura si sono posti, diciamo, un po' di interrogativi. Si sta studiando Parliamo una dopo, soluzione. dopo che congeniamo, perché qui la situazione è un po' più articolata. È articolata, la soluzione c'è. Arbitrai una partita del Napoli nel giorno di San Gennaro, Complicato. 19 settembre 2005, a Napoli? il giorno di San Gennaro, partita che si doveva giocare la domenica, rinviata al giorno dopo perché il San Paolo, all'epoca si chiamava San Paolo, si allagò per un'alluvione, la partita è rinviata il giorno dopo per San Gennaro. 52.000 spettatori. Scopriremo. Torniamo di nuovo da Giulia. Sì, trasmissione eccellente. Per me questo è un appuntamento che non perdo assolutamente. Vorrei complimentarmi con Donnarumma, giocatore fortissimo, ma soprattutto serio, da Alfredo. Grazie mille. Poi, ancora, buonasera, solo una cosa, Casasola, da Serie A grandissimo da Pasquale. Ma il gol annullato al Catania lo aveva segnato Casasola o Rolfini? E un'altra domanda a Max Velotto, Sì. il gol annullato al Catania era regolare o meno?
Allora, su questo ci esprimeremo durante la moviola, quindi questo nostro telespettatore dovrà attendere, dovrà pazientare pochi minuti, perché fra poco libereremo diciamo Daniele, e poi vedremo gli episodi più significativi della moviola di ieri. Però volevo rilevare, prima di salutare Daniele, che in quella posizione uomo assist fondamentale, perché ieri sei stato veramente attento a pensare e a mettere la palla dove c'era un giocatore, un compagno di squadra tuo a rimorchio. Quindi diciamo questa giocata non è nuova per voi. No, ma penso che col modulo con cui giochiamo noi esterni possiamo essere determinanti. Poi il mister ci chiede tanto coraggio, di essere tanto presenti nella fase offensiva, quindi sì, sicuramente possiamo essere un fattore determinante. Voi a Casasola quanto siete differenti, visto che vi guardate da una parte all'altra del campo? No, siamo due giocatori diversi, ognuno con le proprie caratteristiche. Tiago è un giocatore fortissimo. Pregi di Casasola quali sono? Pregio di Casasola qual è? No, è un giocatore determinato che riesce a fare bene tutte e due le fasi. Il pregio che ti riconosci? No, Allora difetti, dimmi il tuo difetto. Ne ho tanti difetti, quindi. Più grande che, tra i più grandi che si possono dire? No. Sei un generoso però, questo... cerco di essere generoso, sì. Bene. L'ultima domanda a Vagliasindi, l'ultima domanda. Il gol che hai sbagliato ieri, da cosa è dipeso? Sull'1-0 rientri, Qualcuno ha scritto tutto anche su correttamente, postura del corpo, una zolla... No, sicuramente un po' la postura del corpo, voleva tenerla bassa, mi si è alzata, ho sbagliato io, quindi... Però il gol di Caserta resta una perla, il gol che hai fatto a Caserta. Bellissimo. Qualche gol di destro l'ho fatto in carriera. Complimenti. Va bene, allora siamo nei tempi, siamo stati precisi, rispettiamo quello che era, diciamo, l'accordo fatto con l'ufficio stampa, con l'ufficio della comunicazione del Catania, e liberiamo Daniele Donnarumma, così può passare una serata Tornare a tranquilla. casa, ma è giusto. Esatto, pare anche giusto, Non si è d'accordo. annoiato però, non ha la faccia No, che per si niente. Assolutamente, grazie. Grazie mille a voi. Grazie a te. Ci dobbiamo fermare, restate tutti fermi, andiamo alla pubblicità e dopo ci ritroviamo in studio. Allora, direi che è il momento di vedere un po' di immagini. Saluta i nostri telespettatori fidelizzati, quelli che scrivono sempre, quelli che stanno lì, tantissimi. Non riesco a tenere No, perché l'elenco a mente. Scusa Angelo, prima è passato un messaggio firmato CR62 che ha scritto: il gol di ieri di Lunetta è fotocopia di quello col Crotone. Ce l'abbiamo. Veramente? Possiamo dire che ce C'è una l'abbiamo. two box? Una two box. Una two box. Allora, vediamola subito. Eccola qua, guarda, la stiamo vedendo, eccola qui. No, per dire. Siamo preparati, Avete visto? La rivediamo? La rivediamo, come no? Adesso la rimandano di nuovo dalla regia per mostrare come effettivamente il nostro amico CR62 abbia notato. Eccolo qua, la rifacciamo ripartire. È il momento in cui... Certo, perché adesso arrivano i competitor di Alessandro, cioè quelli che la notte non dormono, quelli che la notte però noi siamo lasciano le ancora più mogli bravi, così vedi, perché sospeso. siamo andati a farlo prima. Esatto, però ci sono, ecco, quindi... C'era una potenziale two box, diciamo, un po' più cattiva, ma l'abbiamo cassata per questa settimana. Fantastico. Non era il caso. Non gli basta una, no? Poi c'ha la prova. No, ma quella, vedi, Eh. Avrebbe aperto un taglio complicato. Meglio evitare. Ora ve lo dite. Però al di là di questo, Gabriel Lunetta, credo che nell'arco di questa stagione sia il giocatore in assoluto che ha avuto più continuità. Assolutamente. Ragazzo che ha delle qualità che con la Serie C c'entrano davvero poco. Il tiro di ieri è un tiro veramente di qualità tecnica superiore. Ha colpito perfettamente il pallone e Vettorello, guarda che non è l'ultimo arrivato, non l'ha neanche vista. E allora Alessandro, però questo mi dà lo spunto per dire una cosa. Guardiamo un attimo la panchina del Catania, certo, la mettiamo in campo per favore. Eccola. Io ti dico che qui in questa la mettiamo panchina in campo, ma senza grafica, attenzione. Ecco. Beters, Ierardi, Carnelutti, Martic, Raimo, Di Noia, Ponzi, Quiroz, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano, Forte.
non è una formazione titolare. Playoff. Cioè, questa non è una formazione titolare. Ma ne abbiamo parlato ieri, Angelo. Ma è una formazione. Nel Ora, post gara di diretta stadio abbiamo Sì. detto che Questa- la grande forza del Catania Perdonami, quest'anno. aggiungici Di Tacchio, Pieracini, Esatto. Aloi, Aloi, Ciccarelli, Ciccarelli. Di Gennaro. E la discriminante, la differenza a favore del Catania è proprio questa, perché quando Toscano si gira e guarda la panchina, Non come l'anno scorso ad Avellino, che ci girammo. Esatto. Vedeva a me, Esatto. a Massimo D'Urso e ha la, della primavera. ha la possibilità di Luperini scegliere, acciaccato. ma non scegliere a caso, sceglie il giocatore che determina poi il risultato della partita. Però questo mi dà lo spunto per fare una piccola riflessione. All'inizio di questo campionato sentivo, leggevo commenti, pareri, parlavamo, proiezioni di una società ormai dismessa, un presidente che non aveva intenzione di investire granché, una situazione da monopolo, tutta una condizione che ovviamente i dati oggettivi, i soldi veri stanno smentendo, perché ci ritroviamo a raccontare favorevolmente una condizione ideale per una squadra che è stata ragionata, pensata per vincere. Sappiamo che vincere è sempre complicato, difficile, non è impossibile ma è complicatissimo, e per vincere bisogna che davvero funzioni tutto quanto. Cosa si può oggi non sottolineare guardando questa panchina, guardando i giocatori infortunati, guardando chi è in campo e guardando la classifica, che magari tante sibille farebbero meglio a riflettere prima ancora che scrivere e mettere giù sentenze senza avere la cognizione di. Vogliamo vedere, diciamo, gli episodi da Moviola, così diciamo, risolviamo alcuni quesiti. Alessandro, cosa vuoi dire a Patanè? No, niente, così. Una riflessione. Degli sguardi. Degli sguardi di intesa. Allora, Ci vediamo siamo un po' di guardati con immagini, perché Alessandro, poi adesso al di là di tante volte dall'inizio di questo campionato fino ad ora, ad esempio, pensare che lo stesso Jimenez, che noi abbiamo sottolineato più volte, era un giocatore ormai vicino al rinnovo contrattuale, notizie che abbiamo dato da prima in maniera. Abbiamo detto che prima della partita di Potenza, Sì. il giovedì prima della partita di Potenza, era stata riformulata La proposta. migliorativa ovviamente di quella precedente, e poi su questo canovaccio siamo arrivati all'ufficialità. Erano stati sistemati negli ultimi giorni alcuni dettagli, ma diciamo che l'intesa c'era già. Allora, vediamo le immagini. Basta. Vediamo un po' di immagini e cominciamo con un episodio che ha voluto sottolineare Max, perché poi ci riporterà ad altri due fatti visti ieri durante la partita. Cominciamo con il primo episodio da Moviola. Sì, siamo al primo minuto, al secondo minuto di gioco c'è questa percussione di Celli sulla fascia sinistra, viene atterrato al limite dell'area di rigore dal difensore da Cannavò. Questo è un episodio che, a prescindere dal minuto di gioco, è una munizione che doveva essere combinata, perché c'è l'interruzione di un'importante azione di gioco. Voi pensate soltanto, se Celli non fosse stato abbattuto, sicuramente sarebbe entrato nella di rigore e avrebbe avuto 2 o 3 possibilità di giocata, cross al centro, scarico indietro, e quindi questa è un'azione potenzialmente pericolosa. Quindi questa è chiara ed evidente azione da stopping promise attacking, e quindi di conseguenza qui l'arbitro doveva ammonire il giocatore. Perché abbiamo messo questo episodio? Perché poi l'arbitro dopo ci ha smentito, perché dei provvedimenti simili, azioni simili, sono stati presi i provvedimenti adeguati, come doveva essere. Qua secondo me si è fatto condizionare un pochettino dal minutaggio. Non è tanto fortunato Zago nei primi minuti a Catania, perché l'altra volta c'è stato dopo 57 secondi l'intervento su Cicerelli, e secondo me ha influito molto il minuto in cui è venuto il fallo per non prendere il provvedimento giusto. In questo caso abbiamo derubricato l'intervento a semplice ammonizione, ma lui l'ha derubricata ancora di più facendo nulla. Se prima era rosso con Cicerelli, l'ha derubricato a giallo, adesso un intervento da giallo l'ha derubricato a nulla. Però se poi andiamo avanti vediamo che adesso, quello che io ho spiegato adesso lo rivediamo ce lo fra un po'. dopo nell'episodio Andiamo in maniera cronologica. C'è il gol annullato al Catania, ci chiedono chi ha toccato il pallone, se Casasola, se Rolfini, che era in fuorigioco. Adesso nel montaggio ha toccato Casasola, che parte dalla posizione di fuorigioco. Rolfini era in gioco. Lo facciamo vedere, no?
perché abbiamo tutte le immagini, finalmente c'era la telecamera anche ai 16 metri, c'è anche questa telecamera, la cosiddetta piattina, che ci mostra come sul pallone arrivi Casasola e non Rolfini, perché vedete il piatto di Casasola impatta sul pallone, però possiamo fare vedere dalla 16 metri, che è la prossima immagine, Max. Sì, allora noi notiamo da questo fermo immagine che la posizione di Casasola è in posizione irregolare, mentre Rolfini parte in maniera regolare. Allora, che sia ben chiaro ai telespettatori, così almeno facciamo chiarezza, perché poi l'episodio che abbiamo messo dopo è per far capire che cosa significa partecipare al gioco, impattare nell'azione, influenzare l'avversario. Allora, qua la determinante non è chi gioca il pallone o chi segna, perché poteva segnare anche Rolfini, ma Casasola ha un impatto diretto sull'avversario, quindi si avvantaggia della sua posizione di fuorigioco, quindi rende punibile la sua posizione, a prescindere che abbia segnato Casasola o che segnasse Rolfini. Quello che determina il fuorigioco, l'attività, quindi la posizione attiva di fuorigioco, è proprio il fatto che Casasola addirittura entra in contatto con il portiere, quindi è posizione punibile anche se avesse segnato Rolfini. Posso dire una cosa? La palla di D'Ausilio è splendida, al di là poi dell'esito, ma ha dato una palla veramente da, non è la prima volta da gran giocatore. Giocate, Vabbè, ma lui è un assist man per eccellenza. L'anno scorso 14 assist con l'Avellino. Adesso vediamo il gol del Catania. Sì, vediamo il gol del Catania, al di là l'abbiamo messo, dell'1-0. L'abbiamo messo per portare proprio diciamo in contrapposizione quello che è avvenuto nell'immagine che abbiamo visto precedentemente, ma metterlo anche allo stesso tempo in correlazione con quello che è avvenuto a Monopoli la settimana scorsa. Se noi vediamo adesso le immagini da 16 metri, da qua, la posizione di Rolfini al momento in cui c'è il tiro di Menez è nettamente in posizione di fuorigioco, la vedete? Ecco. Come ho detto la settimana scorsa, il regolamento parla chiaro, dice essere in posizione di fuorigioco non significa di per sé essere punibile. Per essere punibile deve partecipare al gioco, come è successo con Casasola. In questo caso qua Rolfini, pur essendo in una posizione geografica di fuorigioco, non partecipa, non disturba, non impatta, non inganna, diciamo, Anzi, fa un passo indietro. Anzi, fa un passo quasi ad estraniarsi, rendendosi conto che la posizione è irregolare. Quindi, pur essendo in una posizione irregolare, il gol è regolarmente convalidato perché Rolfini non ha partecipato al gioco. E questo è da mettere proprio in correlazione con quello che è avvenuto, perché qualche telespettatore la settimana scorsa ci faceva notare che sul tiro da fuori area del giocatore del Monopoli c'era un giocatore alla sinistra di Dini che era in posizione irregolare, ma chi ha ricevuto il pallone era in posizione regolare. Longo il giocatore del Monopoli, Longo. Sì. Longo era in posizione di fuorigioco, mentre chi ha segnato era in posizione regolare. Il giocatore che era in posizione di fuorigioco non ha partecipato, quindi non è da ritenersi punibile. Un'altra piccolissima considerazione tecnica su questo episodio è la stessa azione di Foggia sullo 0-0 con D'Ausilio che la dà Jimenez, lì Jimenez calcia e sfiora il palo, qui va in gol. E quell'azione a Foggia secondo me avrebbe aperto un'altra gara completamente. Vediamo adesso l'ammonizione di Celli. Sì. Eccola qui, la vediamo subito. Allora, la munizione di Celli nasce da questo, diciamo, controllo errato proprio del difensore del Catania che, resosi conto di aver perso e controllato male il pallone per impedire che l'azione del Cosenza avesse una rilevanza, diciamo, notevole, attua un gioco diciamo antisportivo, una condotta antisportiva. Qua non si può parlare di una vera SPA, cioè di una vera importante azione di gioco. Qua si parla di comportamento antisportivo, cioè il fatto che lui perde il possesso del pallone per impedire che questo suo disimpegno errato possa produrre un qualcosa di importante, trattiene l'avversario ed è corretta la munizione. Invece l'episodio che vediamo dopo è molto più simile a quello che è successo, lo vediamo subito, al secondo minuto ai danni di Celli. Qua c'è Jimenez che viene trattenuto. Qua Jimenez, guardate, qua è meno evidente la tipologia di azione, ma c'è la trattenuta. In questo caso qua, se Jimenez avesse
saltato con questa giochessa, come l'ho definita io durante diretta stadio, il giocatore va bene, sicuramente avrebbe avuto la possibilità di crossare al centro, quindi questa è un'interruzione di un'importante azione di gioco. Questa correlata con la mancata ammonizione del giocatore Succelli, diciamo, sono due situazioni simili. Ecco, diciamo che è mancata un po' di coerenza, secondo me molto diciamo condizionata dal minuto di gioco. C'è un ultimo episodio da Moviola e l'abbiamo diciamo riproposto, lo riproponiamo proprio per dimostrare che nel caso in cui Caturana avesse fatto gol, questo gol sarebbe stato annullato. Sì, abbiamo il supporto. Allora vorrei tornare al discorso dell'importanza delle telecamere a 16 metri, che possa essere il bene o il male di una squadra, però in questa situazione qua vedete che Casasola, al momento in cui Jimenez gli passa il pallone, è in fuorigioco. Questo è un gol. Questo è un gol che, se fosse stato segnato con la 16 metri, sarebbe stato annullato. Se non vi fosse stata la 16 metri e avessimo avuto solo il supporto della telecamera centrale, questo sicuramente sarebbe stato un gol convalidato se Caturana non l'avesse messa dentro. Quindi ritorniamo al discorso, Angelo, che dicevamo in passato, di quanto è importante la 16. Di quanto è importante la 16 metri, sarà perché un qua stiamo caso, parlando ad alcune partite di un fuorigioco di 20 centimetri, non stiamo parlando di che con la telecamera centrale non dà il senso della profondità e quindi non dava la possibilità all'arbitro o all'operatore FVS o al quarto ufficiale di poter certificare la posizione irregolare. Questo, se avesse segnato senza alla 16 metri, questo gol sarebbe stato convalidato. Una campagna di stampa che noi abbiamo fatto ormai da oltre un mese e mezzo, quasi 2 mesi, anzi la facciamo all'inizio del campionato in maniera più sistematica, proprio per garantire che sia Catania, che sia Benevento, che sia Salerno, che siano comunque anche squadre che si lottano un posto per non retrocedere. Esatto, che sia ognuno ha i propri obiettivi. Una lotta per salire e una per non retrocedere, che abbiano determinate garanzie, visto che è un campionato professionistico. Ma ti devo fare una domanda invece da ex arbitro, ma tutti i salmi finiscono in gloria. Ieri la partita di Zago è stata una buona partita, tutto sommato sbavature che hai sottolineato, ma per il resto mi pare che tu hai dato anche un bel voto e reputo anche meritatamente a Zago. Però ti chiedo, ma come fa un designatore a rimandare in campo scommettendo su un arbitro che viene condizionato certamente dal momento in cui entra in campo, viene fischiato dai tifosi da una parte e dall'altra, fischi in stereofonia ieri. Zago ieri ha dimostrato grande carattere, personalità, di mettere giù la maschera e fare il suo lavoro, e l'ha fatto bene nei limiti ovviamente di una direzione Serie C. Ma non è un elemento così rischioso anche per il futuro, anche per altre squadre, mandare un arbitro a dirigere per la prima volta dopo lo stop, dopo l'infortunio, la stessa partita che poi ha condizionato sostanzialmente il suo inizio di carriera quest'anno? Ma guarda, io baso il mio ragionamento su 2 principi fondamentali. Uno, conosco bene Daniele Orsato sia come persona, siamo cresciuti arbitralmente insieme, siamo stati promossi in Serie A insieme, abbiamo fatto parte di carriera sia Serie C che i primi 8 anni, i miei 8 anni in Serie A e B insieme. Persona di grande personalità, lui ha dei suoi concetti mentali, secondo me questa è stata una designazione dove lui, secondo me, se l'era messa in testa che doveva tornare su quel campo quell'arbitro, perché doveva far fare un upgrade all'arbitro a livello di personalità. Lui, secondo me, conosce molto bene le capacità di Zago, che secondo me è un buon arbitro. Purtroppo è caduto in disgrazia in quella partita perché quel contrasto che poi ha provocato quello che tutti sappiamo ha portato alla cronaca una direzione di gara che poi ha evidenziato anche tante altre sfaccettature negative. Io non vorrei trovare un alibi o una giustificazione a Zago, ma se Cicerelli non avesse subito quel tipo di infortunio e quel tipo di intervento, non avesse provocato quel tipo di infortunio, ma Cicerelli magari si rialzava e continuava a giocare, di Zago non si ricordava nessuno a Catania. Quindi un designatore ragiona anche su queste cose qua. Io invece vorrei
velocemente fare un breve inciso sull'arbitro, perché ieri mi sono un po' immedesimato in questo arbitro, perché io nel lontano 2005 ebbi dei grossi problemi in una gara a Napoli, va bene, non ho rivisto il Napoli per 6 mesi, mi chiamò il disegnatore e mi disse: se te vuoi andare in Serie A e Serie B, era il mio ultimo anno di Serie C, il Napoli era in Serie C, mi disse: se te vuoi andare in Serie A e Serie B devi riarbitrare il Napoli e di avere il coraggio di riaffrontare quelle persone che tanto ti hanno criticato. E per me quello è stato un momento di crescita che in una partita mi ha talmente consolidato, perché poi arbitrai anche bene, la partita andò molto molto bene, e quindi mi aiutò anche ad elevare quell'autostima, quella consapevolezza dei propri mezzi che magari Zago poteva aver perso dopo quella partita a Catania. Quindi secondo me nel rischio c'è stato la possibilità di far crescere un arbitro. Secondo me ieri Zago ha fatto un upgrade incredibile, personalmente parlando, si è creato e ha aumentato la propria autostima, proprio perché Orsato l'ha messo nelle condizioni di dire: vai e dimostra che è stato un episodio quella partita e puoi avere le capacità. Non mi ha chiesto oggi come è andato l'arbitro, ho detto è andato molto bene, gli ho dato 7, per me è una prestazione da 6,5, quel mezzo punto in più è perché ha saputo rispondere alle pressioni in maniera adeguata. Ci dobbiamo fermare, fra poco saremo di nuovo insieme e abbiamo da vedere le pagelle. Sono delle grafiche prima, abbiamo degli anche approfondimenti, il focus sì, sul mercato, quindi restate insieme a noi perché Finiamo a mezzanotte oggi. No. Finiamo sempre alle 22:15 e poi ce lo rimproverano, Angelo. Ci sono anche le domande. Vorrebbero la trasmissione più lunga, comunque. Io te lo riferisco forse un giorno, perché magari. me lo dicono per strada. È un'idea sbagliata, invece la trasmissione dura questo. Poi semmai ci facciamo, se ci dovesse essere un'occasione particolare, un'appendice la possiamo fare. Io e Alessandro la possiamo fare, ma tu vai a letto ogni tanto. Ogni tanto. Almeno il lunedì. Facciamo una pausa, che è meglio. Allora, torniamo di nuovo insieme. C'è un appendice alla Moviola che non riguarda però la partita del Catania. No, Giulia. c'è una domanda ricorrente per Max Velotto. Ma il secondo gol della Salernitana non era da annullare? Allora, abbiamo le immagini. Sì, parliamo della partita Sorrento-Salernitana. Vediamo un po' Ho avuto modo di verificare oggi questo episodio. Qua c'è l'arbitro che mette in mano la bomboletta per segnare il punto. Il giocatore batte subito, l'arbitro rimane con la bomboletta a mano, Lescano sul passaggio del compagno tira e segna. Allora, il regolamento, vado velocemente così non rubo tempo, ma cerco di essere il più chiaro possibile per i telespettatori. Allora, il regolamento dice che in occasione di un calcio di punizione chi usufruisce del calcio di punizione può battere immediatamente il calcio di punizione con due condizioni: che la palla sia ferma e che il pallone sia nel punto dove avviene il contatto. Allora la palla è ferma e il pallone viene al contatto. Quando è che scatta il fattore distanza, bomboletta? Allora scatta quando chi usufruisce del calcio di punizione chiede la distanza. Allora qua secondo me c'è un errore da parte dell'arbitro, perché fa un gesto incondizionato, che è quello, è l'abitudine che hanno i giocatori di prendere questa bomboletta e segnare il punto per terra, ma qua è chiaro ed evidente che nessuno chiede la distanza, perché anche Acic, se voi guardate, Acic si avvicina per toccare il pallone, adesso non è Acic, quello accanto Capomaggio, Acic che vuole prendere il pallone, Capomaggio batte il calcio di punizione, tira e segna. Qua c'è un errore dell'arbitro, perché lui non doveva distrarsi nel segnare la bomboletta, con la bomboletta il segno a terra, ma doveva attendere le disposizioni che volevano i giocatori, cioè quello di chiedere il rispetto della distanza. A quel punto lì l'arbitro decide di fischiare lui, segna per terra con la bomboletta spray, porta la barriera a distanza, dopodiché mette il fischio e si riprende il gioco. Allora, bomboletta richiesta, così le persone lo ricordano. Bomboletta solo se la chiedi, se non la chiedi niente bomboletta. Allora, Okay, abbiamo un qualche altro... ci voglio fare due risate? Sì. E guardiamo, dai. Fantastica. State attenti sull'azione del gol sbagliato da Caturano, quello che fa Casasola. Andiamo con l'immagine, guardate, seguite Casasola. Prima ancora che Caturano tiri, lui già esulta perché pensa che sarà gol matematicamente. Guardate Casasola. Rallentiamo. È già là. In realtà però il gol non c'è stato e comunque sarebbe stato annullato, quindi meno male che... Però... Fantastico. Allora, cosa abbiamo adesso da vedere? Allora, andiamo a vedere il testa a testa Catania-Benevento. Vediamo, dai. Il sequel delle puntate precedenti. Abbiamo aggiornato ovviamente questa grafica che ci testimonia come
le due capoliste sono rimaste appaiate dopo questo turno, 51 pari. Una considerazione va fatta: le ultime due partite davano teoricamente un vantaggio al Benevento, che aveva in casa consecutivamente Casarano e Siracusa, con il Catania che invece andava a Monopoli e riceveva il Cosenza. Il Catania ha risposto colpo su colpo e secondo me qui c'è un giro a favore del Catania, perché vi ricordate alla fine del girone d'andata dicevamo che il Benevento aveva 10 partite in casa e 9 in trasferta. Adesso questo dato tra le due squadre si è appaiato, quindi hanno lo stesso numero di partite in casa e in trasferta. Sì, è vero che il confronto diretto sarà a Benevento, però da questo punto di vista secondo me il Catania può prendere un'inerzia migliore rispetto al Benevento per gli ultimi due risultati. Il computo complessivo è identico, 10 punti nel giro di ritorno con 3 vittorie e un pareggio, la stessa differenza reti, 8-3, 7-2. Quindi comunque hanno viaggiato praticamente alla stessa velocità, però con un coefficiente di difficoltà complessivo secondo me più alto per il Catania in queste 4 partite. Cosa ci riservano le prossime 2 giornate? Il prossimo turno ci sarà un'inversione di tendenza. Nelle ultime 2 giornate il Benevento ha giocato prima del Catania. Sabato, possiamo restare appunto sul programma delle prossime 2 gare di Catania e Benevento, sabato giocherà prima il Catania, 14:30 a Potenza contro il Sorrento, mentre il Benevento scenderà in campo l'indomani allo stesso orario contro l'Atalanta Under 23 fuori casa. Quindi stavolta si inverte. Si inverte e chiaramente può essere potenzialmente un vantaggio per il Catania. Per quanto riguarda invece il turno successivo, la grande incognita, Catania-Trapani, da calendario il 6 febbraio alle 20:30, quasi certamente verrà rinviata. E questo potrebbe essere un problema. Alla stessa ora del 6 febbraio si disputerà Benevento AZ Picerno. Può essere un grosso problema perché eventualmente andare a incastrare questa partita in una fase della stagione cruciale quale sarà marzo, perché si parla di metà marzo come possibile data di recupero di questo Catania-Trapani. 7 partite quasi. Dove il Catania... Alessandro, però non si potrebbe magari optare per una soluzione di mediazione? Più logica sarebbe il sabato alle 17:30, non oltre questo orario, perché non ci sarebbe il lasso di tempo necessario tra quella partita e la successiva, che è un'infrasettimanale col Cerignola. Quindi la logica e il buonsenso, in considerazione comunque delle motivazioni di ordine pubblico che ci sono sicuramente fino a venerdì, però se mettessero la partita di sabato alle 17:30 si troverebbe, diciamo, una soluzione equa che non va potenzialmente a danneggiare il Catania, che avrebbe insomma un problema in più in un momento cruciale della stagione. Diventerebbero troppe le partite da Allora, giocare. 2 le condizioni. Una, quella del ritmo. Spezzare il ritmo a un Catania che in questo momento sta andando con questo passo sarebbe obiettivamente un danno per il Catania. Non ne trarrebbe beneficio dal restare fermo. L'altra condizione è che magari Sua Eccellenza il Prefetto non conosce perfettamente il regolamento del calcio e magari ha la soluzione così sotto gli occhi e non se ne accorge. Ma immagino che ci siano le condizioni per... No, dico, la soluzione sotto un profilo calcistico è che tra le 2 partite non si può rinviare la domenica, perché non ci sarebbero i 3 giorni liberi che per regolamento devono essere lo spartiacque tra una partita e l'altra. Ma la soluzione... anche altre motivazioni che riguardano anche l'opzione su questa partita fatta per la trasmissione in diretta. E allora, bisognerebbe che la Lega Pro dia un'altra partita. La diretta, la RAI la potrebbe prendere comunque. Reputo che le ragioni di ordine pubblico, che ovviamente sono preminenti rispetto alle partite da calcio da giocare, anche degli interessi di Telecolor, della RAI piuttosto che di Sky o di Mediaset, possono far valutare positivamente una soluzione che andrebbe bene al Catania, non danneggerebbe probabilmente le ragioni di ordine pubblico, avrebbero 24 ore di tempo dal momento in cui la festa di Sant'Agata, che noi seguiremo in diretta. Lo ricordiamo, cominciamo già con le dirette ovviamente
il 3 con quella che è l'uscita delle carrozze del Senato, ma con l'offerta della Cera. Ma Alle 10 del mattino la prima finirebbe diretta. quando? Finirebbe poi il giorno 6. Stiamo parlando il 6 mattina, Il 6 6 mattina non si sa quando, cioè vuol dire entro mezzogiorno si spera il sabato che si possa 7, chiudere. sabato 7 alle 17, 17:30 questa partita può essere giocata. Tutto questo permetterebbe di fare una quadra del cerchio, garantire l'ordine pubblico, garantire la continuità tecnica. Garantire anche il riposo alle forze che del forze dell'ordine sono impegnate praticamente. Forze di polizia, ordine pubblico, pulizia generale delle strade, perché tutta la scena per terra diventa interessate dalla situazione, dalla condizione, garantirebbe probabilmente sicuramente anche i 3 giorni di riposo tra una partita e l'altra, non permetterebbe al Catania di dover incastrare a marzo questa partita, magari un occhio al regolamento e magari un occhio a Magari facciamo una pausa. Posso fare una considerazione su questo? Sul tema della partita Catania-Trapani? Sì. Dico, correggetemi se sbaglio, nelle scorse stagioni, nel periodo della festa di Sant'Agata, il Catania ha sempre giocato in trasferta. Perché? Però Perché nella stesura... negli ultimi anni questa tendenza non c'è stata più. Forse qui il vero problema è non aver assecondato una richiesta alla stesura dei calendari che il Catania come club ha sempre fatto, cioè di giocare in trasferta nel periodo della festa di Sant'Agata. Evidentemente questo errore, perché è un errore commesso alla Lega, oggi presenta il conto. Alessandro, scusami, bastava semplicemente non toccare questa partita, farla giocare di domenica. Magari c'era il turno infrasettimanale, non si poteva fare. Giocare il Catania in posticipo di mercoledì, avrebbero risolto. Doveva giocare in trasferta, cioè nella stesura dei calendari, stabilire che al periodo che mettono nel sistema, nel tutti i programma club hanno delle richieste. Si può giocare di sabato, possiamo ancora salvarla questa partita. Pubblicità, Stop. ci dobbiamo fermare, dopo ricominciamo anche da Giulia. Allora, siamo di nuovo insieme e adesso vediamo, chiudiamo la partita di ieri con le pagelle, con il migliore. Però è un peccato Ma avevi detto Giulia, scusami tanto, cioè prima dici Giulia, poveretta, quella era pronta lì. Andiamo da Giulia. Così. Io le pagelle, devo svelare io che le pagelle con il migliore, partiamo da Giulia. quindi Vabbè. Sono coerente. Giulia. Esatto. No, prima il andiamo migliore. a vedere il migliore. Prima il migliore. Adesso arriva la grafica del migliore, esatto, è arrivata ed è lui, Caleb Jimenez, con voto 7,5. Quando alza la testa si diffonde il profumo del gol. Con quell'incedere, Felpato disorienta l'avversario e crea superiorità numerica. L'azione del vantaggio nasce da una sua apertura per D'Ausilio, che squarcia in due il Cosenza. Infine la corona con un sinistro morbido che inchioda il portiere. La ripresa è piena di orpelli, ma anche di corsa e sacrificio. Il suo futuro è sempre più intriso di rosso-azzurro. Ecco, questo è stato il migliore. Invece adesso possiamo vedere le pagelle per quanto riguarda tutta la squadra. È un altro migliore ex equo. Sì, l'allenatore è Quaini, oltre a Toscano. L'allenatore toscano 7,5. Dini invece 6,5. Allegretto 7, Ierardi che prende il suo posto 6, Miceli 7, Celli 6,5, Casasola 7, Quaini 7,5, Corbari 6,5 insieme a Di Noia che prende il suo posto 6,5 e anche per Donnarumma lo stesso voto 6,5. Jimenez 7,5, D'Ausilio 7, Lunetta anche per lui che prende il suo posto 7, Rolfini 6 e Caturano 5,5 che lo sostituisce. Allora, una precisazione e poi mi taccio. Allora, il voto di Casasola è condizionato dall'ammonizione evitabilissima che gli costerà la trasferta contro il Sorrento. Alessandro, però ti faccio anche un'osservazione. Non è meglio che Casasola sconti la squalifica a Sorrento e non in una partita magari non c'è motivo. Ma sai, con 4 ammonizioni sei in difficoltà. Ma non c'è motivo. Cioè, in quel momento è un'ammonizione regalata. D'accordo, ma hai fermato hai messo il pallone in calcio d'angolo, ti alzi e te ne vai. Secondo me Gagliano, non che ti vai a fare la gazzarra. Secondo me Gagliano invece stavolta ti ha dato un assist perché ha letto. Ma non c'è motivo, Angelo. Ma è proprio perché non c'è motivo se la va a cercare. Allora,
secondo me Perché si libera in teoria no, sta dicendo una cosa diversa. Ma tu pensi che la partita di Sorrento sia una passeggiata di salute? No, però meglio Sorrento che non... Però andare avanti così e magari arrivare alle Idi di marzo, quando noi andremo praticamente sulla parte calda di questo campionato con 4 ammonizioni e col rischio di poter andare ad avere una squalifica, se la sconta ora. Sono d'accordo con te, Angelo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche ieri in diretta a stadio. L'unica diciamo, osservazione che farei io è che se nella testa di Casasola c'era l'intenzione, la volontà prendi la palla volontariamente con le mani ma lo fai all'89esimo, non al 54esimo. Allora, il secondo tempo l'hai giocato con un'ammonizione sulle spalle e la partita poteva prendere anche dei svolti particolari dove il nervosismo stava salendo e quindi uno come Casasola dal sangue sudamericano poteva facilmente rischiare anche il secondo giallo. Riguardiamoci il campetto. Vai, riguardiamo il campetto. Io non parlo più. Perché su quella concordo per buona parte con le pagelle di Alessandro. Miceli per me vale 7,5 la partita di ieri, esordio, posizione, regia della linea difensiva, non ha sbagliato praticamente nulla, ha fatto una partita impeccabile alla Miceli. E guarda che l'impatto, quante volte abbiamo detto questa casacca pesa, le storie che si raccontano, le favolette del calcio. Balle, dipende dal giocatore che prendi. Balle, cioè tutta la storia per cui questo giocatore non si esprime bene a Catania perché pesa la casacca, vuol dire che non sei da Catania, tornatene da dove sei venuto. Arriva Miceli, arriva pronti e via. 300 presenze in Serie C. Esatto, arriva lì e comanda la difesa come un veterano, perché poi questo ha fatto 7,5, l'altra annotazione invece era sulla concordare sul 7,5 di Toscano e ancora una volta pensare a tutte le volte che molti dicevano sì, ma questa squadra non gioca bene al calcio, qui non ci divertiamo. No, adesso finalmente la gente si diverte pure. 7,5 di Toscano è diventato il miglior allenatore del mondo e come cambiano le cose. Poi alla fine ti guardi le statistiche di questa squadra e ti accorgi però sai in casa la sensazione, Angelo, se mi posso permettere, che ho avuto ieri analizzando sempre con molta attenzione quando viene intervistato il mister. Ieri ho avuto una sensazione che secondo me anche lui è rimasto un pochettino esterrefatto dalla prestazione parlando di gioco. Cioè, ma l'ha detto, l'ha sottolineato. Quando lui ha parlato e ha detto oggi è stata la partita perfetta, cioè perché anche lui, secondo me, a un certo punto ha detto questa è la squadra. Siamo noi? Siamo noi. Allora, se è questo... Per tutto c'è un percorso, per tutto quanto. Non si arriva pronti e via con la bacchetta magica e si risolvono i problemi di una stagione infausta come quella dell'anno scorso. Ci vogliono gli uomini, ci vogliono le competenze, ci vogliono le strutture, ci vuole la mentalità. Toscano è rimasto, mica è cambiato. Oggi la squadra si esprime perché ha idee, perché ha mentalità, perché ha uomini, perché ha mezzi, perché ha strutture, perché ha una dirigenza e perché ha un presidente. E diamo ragione alla società che nel momento più critico della stagione ha rinnovato il contratto al mister. Ma scusami tanto, ma come fai a mettere in discussione un allenatore che ha vinto dappertutto? Poi ti può anche sbagliare, puoi trovare l'allenatore che in quella stagione, in 2 stagioni va male perché le cose gli vanno male, perché in famiglia magari non dorme la notte, ma insomma se hai scommesso, se hai ipotizzato un progetto e se questo progetto è fondato su idee ma anche su numeri, su dati, non lo puoi cambiare soltanto perché a qualcuno che scrive gli viene il mal di pancia. Prima di una velocissima considerazione sulla qualità del gioco di ieri. Credo che non sia un caso che questa prestazione sia avvenuta con 2 trequartisti tecnici, Jimenez ed Ausilio. È un modo per aprire meglio le difese avversarie, perché sono 2 giocatori che per caratteristiche non ti danno riferimenti e quindi ieri credo che questa sia stata la scelta più incisiva nell'economia della partita da parte del Catania. Fermo restando che io Gabriel Lunetta lo metterei sempre titolare. Non ci sono dubbi, però Jimenez e D'Ausilio aprono benissimo tutti e 2 i fronti del gioco. Sai quante cose mi vengono in mente? No, mi ricordo Jimenez, questo qui se ne deve andare, che cacchio di giocatore è, chi l'ha portato qui, chi l'ha portato qui. La tua è stata una velocissima notazione su Andrea Allegretto, perché ieri ha fatto una partita sontuosa
in una posizione che non è la sua, lui è mancino, ha giocato braccetta a destra, veramente perfetto su Emmaus. Allora, permettetemi adesso 30 secondi di riflessione, perché fra poco facciamo l'ultima sosta pubblicitaria e poi parleremo di mercato e del prossimo avversario. Però da questo studio condividiamo. Mi pare anche corretto essere solidali con chi ha vissuto momenti difficili in questa settimana, con il ciclone Harry che ha devastato la costa orientale, da Messina quasi tutta la costa, sino a Ragusa. E permetteteci anche di ricordare chi vive in questi giorni, in queste ore, soprattutto a Niscemi, ha perso la casa, ha dovuto andare via da casa, c'è una frana che coinvolge 1500 abitanti. E allora il pensiero di tutti noi, di Telecolor, della nostra azienda, delle nostre aziende, e di Corner anche va a queste persone che vivono momenti di grande difficoltà. E speriamo che le istituzioni possano intervenire. Arrivino. Guarda, oggi c'è stato un Consiglio dei Ministri, devono 100 intervenire. milioni per Sardegna, Calabria e Sicilia. È un inizio. Angelo, dico abbiamo perché anche io ho vissuto il dramma del ciclone Harry, ma abbiamo come cittadini bisogno di gente che ragiona come Ross Pelligra, che ci dia la possibilità di ricostruire e di farlo in fretta, non con le parole. Bene, arrivino gli stanziamenti, ma devono arrivare immediatamente anche gli operai, le ruspe, la manovalanza. C'è anche un conto corrente, guarda, gli architetti, la solidarietà regione, che la regione mette a disposizione perché tutti quanti noi possiamo in qualche modo essere solidari. Soprattutto anche da un punto di vista burocratico. Esatto, dobbiamo snellire e questi signori che vivono questo dramma enorme, è un dramma veramente enorme. Hanno bisogno non solo di promesse, ma hanno bisogno di fatti concreti. Hanno bisogno di ingegneri che da domani e dopodomani realizzino le infrastrutture. Mi premeva sottolineare e fare questa breve parentesi. È normale, tutto quello che facciamo. Noi poi ci divertiamo, c'è una trasmissione che distrae le persone, però c'è chi sta vivendo davvero momenti complicati. Ci fermiamo e dopo saremo di nuovo insieme. Eccoci, siamo nell'ultimo segmento di Corner. Allora, la regia mi favorisce adesso l'IBAN del conto corrente intestato proprio alla regione siciliana. Lo vedete in basso, se avete la possibilità di prendere nota. Grazie a questo conto corrente voluto dal presidente dell'ARS potete anche fare delle donazioni per le popolazioni che vivono il dramma del ciclone Harry e comunque di tutto quello che sta succedendo nella nostra Sicilia. Adesso lasciamo però nel frattempo posso chiedere alla regia. Lo lasciamo un po' in onda in modo da dare la possibilità. Io pensavo Alessandro Vagliasindi che la notte pensa alla 2box e io... Quale 2box volevi fare? Quella 2box mi ha fatto diventare... Quale? Quella che abbiamo mandato... Quella di Lunetta? Quella di Lunetta. Mi ha fatto diventare pazzo, perché quello è un gol fotocopia. E io, francamente... Lo vogliamo fare vedere? Quel gol, me lo ricordavo. Guarda, sta arrivando, guarda. Hai visto? Gaetano Marano è puntuale, così tu ti tranquillizzi. Cioè, è pazzesco, però ma tu... Io me lo ricordavo il gol, ma non lo mettevo in connessione. Hai visto? È Alessandro Vagliasindi. Ha preparato la 2box. Fosforil. Fosforil la mattina. Basta, fermiamoci qui. Giulia, appena 2 messaggi e poi parliamo di mercato e parliamo anche del prossimo avversario del Sorre. Sì, e per quanto riguarda il posticipo della partita contro il Trapani, i nostri telespettatori scrivono: come dice il buon Patanè, possiamo salvarla questa partita, ma dobbiamo comunque per forza, perché si falserebbe un campionato e si darebbe tra l'altro vantaggio al Benevento. E ancora, tra l'altro, il Catania non giocando quel turno rischierebbe di andare a -3 dal Benevento, che seppur con una partita in meno dal punto di vista psicologico sarebbe una pessima cosa. Teoricamente potremmo andare poi però alla fine del campionato a +2 dal Benevento. Questo è anche da vedere, non me lo auguro, francamente mi auguro che il Trapani riesca... Angelo, ti posso dire che questa probabilità si sta allontanando perché ci sono interessi. Ci sono interessi forti sul Trapani, c'è la famiglia Pozzo, pare che si stia interessando al Trapani, c'è lo stesso presidente Antonini che pare sia tornato di nuovo
alla carica, che vuole rifare la squadra, abbiamo parlato oggi pomeriggio durante anteprima corner, insomma. Cancellare una squadra è sempre un fallimento, è veramente un progetto e di una città. E a Trapani ci siamo legati. Assolutamente no. Vale per tutti. Rimettete Catania-Trapani il sabato della giornata di alle campionato, 17:30. Però Allora, c'è un'altra sentiamo. considerazione, la partita col Trapani non si deve posticipare al sabato perché il Catania riposerebbe solo 2 giorni e quindi così non va bene. No, sarebbero 3 perché altrimenti 2 non si può giocare la partita, perché altrimenti si giocherebbe la domenica. L'ultimo orario utile È sabato. per rispettare il regolamento è sabato alle 17:30. Allora, un altro messaggio, Sì, l'ultimo. invece per proprio. quanto riguarda le pagelle di Vagliasindi, Casasola è da 8. Casasola è scrivono. da 8. Abbiamo detto però perché Ho spiegato il motivo. per cui. Allora, adesso parliamo di mercato. Sì, allora andiamo con la grafica relativa al focus mercato, aggiornata agli ultimi arrivi rispetto alla nostra ultima puntata. È arrivato Carnielutti, è arrivato Di Noia, è stato ufficializzato Miceli, ma insomma era il segreto di Pulcinella. E chiaramente è un mercato importante, un mercato di investimenti, non sono operazioni low cost, sono profili importanti in tutte le zone del campo dove il Catania aveva delle necessità di intervento. Le cessioni riguardano al momento Luperini, Stoppa e Carmelo Forti, in uscita c'è Martic, c'è insomma un interessamento da parte del Pontedera. Insomma, l'intento del club è quello di riuscire a cedere Martic prima della conclusione della sessione invernale, e resta anche irrisolto il nodo De Rose che ricordiamo è a contratto con il Catania, ma che fino a questo momento non ha trovato una nuova collocazione. Per quanto riguarda gli acquisti e le entrate, il mercato in entrata è chiuso, come ha detto Toscano. Ci sono conferme anche da parte della dirigenza. Il mercato in entrata è chiuso perché il Catania non avrebbe dei posti in lista utili per poter assorbire un nuovo ingresso. Già deve riuscire a cedere Martic per chiudere la lista ai 23. Ricordiamoci che c'è anche il rebus Cicerelli, perché Cicerelli è segnalato in anticipo rispetto a quella che era la tabella di marcia per il suo rientro in campo. Togliendo Martic il Catania avrebbe 23 posti da utilizzare nella lista, Cicerelli sarebbe il 24esimo, quindi poi se Cicerelli effettivamente rispettasse questa tabella di marcia devi togliere un giocatore dalla lista, circostanza da regolamento possibile, però sei costretto appunto a toglierne uno per fare posto a Cicerelli. Io ho qualche sospetto su chi toglierà il posto, ma ce lo teniamo per noi. Assolutamente. Per quanto riguarda invece il rinnovo di Caleb Jimenez, abbiamo già accennato prima, un'operazione che finalmente ha avuto la fumata bianca, un lungo inseguimento, dei momenti anche critici, sembrava a un certo punto verso il mese di novembre che insomma, fosse il preludio all'addio tra Jimenez e il Catania. Poi prima della trasferta di Potenza l'offerta al rialzo da parte del Catania, le parti si sono incontrate, alla fine della scorsa settimana sono stati sistemati gli ultimi dettagli, alcuni anche legati a delle clausole relative alla possibilità che una squadra di Serie B o di Serie A possa bussare alla porta del Catania per cercare di prendere Jimenez. Ci sono delle clausole che ovviamente prevedono un parametro economico rispettivamente se l'offerta dovesse arrivare da una squadra di Serie B o da una squadra di Serie A. Quindi per buona pace di tutti Jimenez sarà rosso-azzurro fino al 2028. Vediamo il prossimo avversario? Sì. Allora, anche sì, vediamo il prossimo avversario con la grafica. Sì, vediamo la grafica. Il Sorrento è una squadra che in casa fino a questo momento ha avuto un rendimento possiamo dire più che negativo, una vittoria in casa. Sì, gioca ovviamente a Potenza, una vittoria, 7 pareggi, 4 sconfitte, 15 gol fatti, 19 subiti, è reduce da 2 sconfitte consecutive a Trapani per 4-0 e ieri in casa appunto contro la Salernitana. L'unico successo interno risale a 3 giornate fa, Sorrento Foggia 2-1.
I migliori marcatori sono Dursi, 9 reti, che ha saltato le ultime 2 partite per infortunio ed è tutto da verificare in vista appunto della partita di sabato, poi Sabatani con 4, Crecco e Cuccurullo con 2 gol. L'ultima formazione schierata dal tecnico Serpini, un 3-4-2-1 con Del Sorbo in porta, Colombini, Solcia e Fusco, terzetto difensivo, però Fusco è uscito dopo 9 minuti per infortunio, è stato sostituito da Shaw, quindi insomma è assai difficile immaginare che possa essere disponibile per sabato. A centrocampo Paglino, Potenza, Cuccurullo e Crecco, i trequartisti Ricci e Cangenello, a supporto della prima punta Sabatani. Tra i possibili rincalzi o comunque tra gli emergenti il canterano del Sorrento Esposito, un classe 2008 di cui si parla un gran bene, gioca trequartista, potrebbe forse essere insomma una delle novità di formazione del Sorrento in vista della partita col Catania. Ricordiamo la gara d'andata si concluse 0-0, il Sorrento con Dursi proprio sbagliò un calcio di rigore che Dini intercettò appunto dalla porta sotto la curva sud. Per quanto riguarda Casa Catania, in vista appunto della squalifica di Casasola, il rebus è capire chi lo sostituirà. A rigor di logica Raimo è la prima opzione, ma non escluderei la possibilità che D'Ausilio giochi a destra come ha già fatto in passato nella sua carriera. Lunetta no? A Cerignola, a destra Lunetta insomma non lo so se proprio è la sua corsia prediletta. La terza ipotesi Ponzi, che è stato acquistato ed è un ambidestro, dobbiamo capire a che punto è a livello appunto di condizione generale, però io metterei diciamo come criteri Raimo, D'Ausilio, Ponzi. Allora, tu dici Raimo? No, finora non impiegato, un ragazzo che ovviamente è in crescita, sta vivendo questa stagione comunque da spettatore in panchina, ma un ragazzo molto serio, sempre presente, sempre attento durante gli allenamenti, però forse conoscendo Toscano vuole un giocatore che abbia più gamba da partita, che più voglia di dimostrare qualcosa in campo come c'è da Raimo, e quindi probabilmente o arriverà Ponzi su quella posizione o probabilmente andrà a far mettere qualcuno dietro proprio per colmare quella corsia, anche perché l'avversario di turno è un avversario che ha vinto una sola volta in casa, e se guardiamo i gol che gioca senza pubblico, esatto, gioca mentre ci saranno tanti tifosi del Catania. Ma guardiamo un attimo anche il campetto, voglio vedere per rivedere il numero dei gol subiti del Sorrento. 19 in casa. Sì. È una formazione che francamente soffre in difesa, attacca poco, fa pochi gol, sostanzialmente ne fa molti meno rispetto a quelli che subisce, e allora non penso che il Catania possa snaturare Toscano, quella che determinate gerarchie. Sono arrivati i giocatori, sono arrivati pronti, così come abbiamo sottolineato, e probabilmente Toscano si affiderà a chi ha più gamba da campo. Ci dobbiamo fermare. Dietro, perdonami, Ierardi al primo minuto o conferma di Allegretto che ha fatto molto bene? Secondo me Ierardi dal primo minuto è un rischio nella misura in cui Ierardi ha bisogno ancora di trovare il campo. Sì. Però ovviamente Ierardi è una sentenza e lì potrebbe essere una sentenza da andare a Volevo andare per chiudere da Giulia, due messaggi al massimo. Guarda, io chiudo con questo messaggio: 2 sono le soluzioni: o allungare la trasmissione oppure fare uno spin-off dove parla solo Angelo Patanè. Bene, mi sembra. Io l'ho lanciata Pataneide e a breve vedrete che questa idea. Allora, grazie davvero Giulia per essere stata stasera con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte a tutti. Grazie a Max Velotto. Grazie a voi, buonanotte. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Alla prossima. Grazie ad Angelo Patanè. Detto Fosfori, da ora in poi chiama la settimana enigmistica del calcio. Lui sta organizzando la settimana enigmistica del calcio. Allora io devo ricordare... sei Forforil per tutti i capelli che ti trovi in testa. Devo ricordare che dopo di noi c'è la differita integrale della partita di ieri tra il Catania e il Cosenza, una telecronaca affidata a Marco Carli e il commento tecnico di Carlo Breve. Poi ovviamente ci ritroviamo con le produzioni sportive, venerdì c'è preview, domenica c'è diretta stadio e poi sabato chiedo scusa, sabato è l'abitudine ovviamente, sabato c'è la partita alle 14 diretta stadio. Alle 14, hai detto bene perché la partita è alle 14:30 e poi lunedì torniamo con anteprima corner alle 14:30 e poi corner alle 20:45. A tutti buonanotte.